Si svolge in Friuli Venezia Giulia la 19ª e penultima tappa del ciclo di audizioni della Commissione bicamerale per le questioni regionali, focalizzata sull'indagine conoscitiva dei LEP, livelli essenziali delle prestazioni. Un'occasione utile per tornare a fare il punto su una delle questioni istituzionalmente più rilevanti in questo periodo in Regione, ovvero il percorso che porterà al ripristino delle province. Il senatore Francesco Silvestro, presidente della Commissione, ne ha parlato in termini ottimistici, mettendo in luce però due aspetti di criticità. Riteniamo che c'è la legge incardinata al Senato e si deve comunque portare a conclusione, si deve ridare voce al popolo per diventare un'elezione di primo livello e quello può avvicinare soprattutto la gente a tornare al voto, perché è un aspetto importante per noi. Poi per quanto riguarda di organizzare il Paese, da quello che vince in queste 19 tappe è che mancano due elementi importanti. Uno è le risorse economiche e l'altro è le risorse umane, da non sottovalutare, perché per quanto riguarda le risorse economiche si può anche indebitare e cercare di risolverle, ma le risorse umane è un poco più difficile, perché per far garantire determinati servizi c'è bisogno proprio della forza umana. Ed è sul capitolo dei contributi alla finanza pubblica che ha puntato il presidente della regione Fedriga, chiedendo altresì alla Commissione di attuare lo statuto in attesa di una decisione definitiva dal Parlamento e relativa all'iter sul ritorno delle province. Specificheremo il contributo che la Regione Friuli Venezia Giulia continua a dare al saldo di finanza pubblica dal 2011 ormai, e quindi un forte impegno anche al di là di quanto previsto dallo Statuto stesso, e dall'altro ovviamente chiederemo che venga attuato lo Statuto, oltre che approvato il nuovo Statuto, che da molto tempo attende nelle aule parlamentari la sua approvazione definitiva.